When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Ed è l'atto finale della giornata interamente dedicata al ciclismo femminile a Tarquinia, con la categoria donne allieve che prenderà il via tra non molto. È l'ultimo atto di questa bella giornata che ha visto di scena le atlete della categoria donne junior nella mattinata, e poi le categorie donne esordienti primo e secondo anno, e per finire è il momento delle ragazze della categoria donne allieve. Sono alla misurazione dei rapporti, prenderanno il via in 56 delle 61 iscritte e praticamente si contenderanno il successo e anche, come è avvenuto per le categorie precedenti, il titolo di campionessa regionale laziale. Il percorso è il medesimo della categoria donne esordienti, con partenza ancora una volta dal camping Tuscia Tirrenica e poi il trasferimento fino al chilometro zero, posto sotto il traguardo, dove avverrà il via della manifestazione ufficialmente. Il percorso è il medesimo, con il circuito di 4 km e 200 metri che questa volta andrà ripetuto per 9 volte, per un totale di 37 km ed 800 metri. Il percorso si snoda all'interno del Lido di Tarquinia, con il tratto lungomare che anima e rende ancora più spettacolare questa prova riservata alla categoria donne allieve. Le maglie del Cycling Team Coratti del presidente Umberto Coratti alla firma del foglio di partenza, e tutto è pronto per il via, con le atlete già schierate al chilometro zero, e in questo momento viene abbassata la bandierina del via, quindi partita anche questa ultima gara di giornata, ed è la categoria donne allieve che chiude la giornata di grande ciclismo femminile in terra laziale. Nel secondo trofeo camping Tuscia Tirrenica, prova valida come campionato regionale laziale per la categoria donne allieve, già assegnati invece i titoli per quanto riguarda la categoria donne junior, dove a vincere è stata Giorgia Fraigheari della formazione laziale, ovviamente lei ragazza che viene da Latina e già campionessa laziale nella categoria mountain bike e ciclocross. Nella categoria invece esordienti primo anno il titolo regionale è andato a Giada Capobianchi, che aveva già fatto vedere nella categoria esordienti primo anno e da più giovane nelle categorie G5 e G6 ottime cose. Nella categoria esordienti secondo anno invece il successo di Roberta Caserri, atleta di Latina, che si è confermata campionessa regionale dopo che aveva già conquistato il titolo lo scorso anno nella categoria esordienti primo anno. E adesso è il momento di assegnare il titolo di campionessa regionale laziale per quanto riguarda la categoria donne allieve, e ovviamente ci sarà anche da tenere d'occhio la sfida per il successo finale, in quanto saranno 56 le atlete che si contenderanno la vittoria in questo secondo trofeo camping Tuscia Tirrenica. Ancora gruppo compatto, abbiamo percorso 10 km di gara, andatura molto sostenuta, ma il plotone per il momento sta tenendo particolarmente chiusa la gara. Questo fa sì che nessuno per il momento è riuscito a guadagnare più di un paio di secondi, gruppo che si continua a mantenere compatto quando siamo nel corso del terzo dei 9 giri in programma. Vi ricordo che ogni tornata misura 4 km e 200 metri ed è disegnata all'interno delle strade con il lungomare di Lido di Tarquinia e le strade che si snodano
nella località marittima sulle coste del Mar Tirreno. 5 giri al termine con la manifestazione ed il gruppo che continua a viaggiare compatto. Si entra nel lungomare di Lido di Tarquinia, ancora plotone praticamente compatto. Adesso c'è il tentativo della dorsale numero 32 Giorgia Capobianchi, è la sorella della ragazza che ha vinto il titolo regionale laziale nella categoria esordienti primo anno, vale a dire Giada Capobianchi. Ovviamente ci tiene anche lei a far bene in questa gara, ci tiene anche lei a tentare di vincere il titolo di campionessa regionale, però adesso c'è l'allungo del dorsale 46, vale a dire Monica Berdenelli del gruppo ciclistico Osimo Stazione, ma il gruppo continua per il momento a chiudere ogni singolo tentativo di allungo e adesso con le immagini ci portiamo al 22esimo chilometro. Niente è cambiato, plotone che continua a viaggiare compatto, c'è un forte controllo da parte del gruppo, questo a testimonianza della volontà da parte delle più di voler concludere la prova in volata. Quindi le ruote veloci stanno facendo valere per il momento la propria legge. Adesso Martina Michelotti della Real 2 Factory Team tiene in lunga fila indiana il plotone. Ci troviamo praticamente nel rettilineo opposto a quello del traguardo. Tra non molto le atlete incontreranno il triangolo rosso che segnalerà 1 chilometro al passaggio e l'ultima svolta sulla destra che è posta a 900 metri dalla conclusione. Poi un rettilineo che ha una leggera semicurva ai 300 metri finali, ma praticamente è un lungo rettilineo di 900 metri che andrà anche a favorire notevolmente l'evolversi dello sprint. 29esimo chilometro di gara, ancora invariata la situazione. Adesso c'è un tentativo con il dorsale 51, Irene Cordoni del gruppo sportivo Butese prova ad allungare, leggerissimo margine di vantaggio però per l'atleta della formazione pisana. Dietro di lei si porta un'altra ragazza, attenzione adesso perché per la prima volta sembra variare la situazione con due atlete che sono riuscite ad avvantaggiarsi con un margine leggermente maggiore rispetto a quello che avevamo visto in precedenza. Ma il gruppo, attenzione perché chiude nuovamente, praticamente il gruppo che sta per tornare nuovamente compatto quando abbiamo percorso 30 km di gara, ne mancano quindi 8 alla conclusione. E siamo al suono della campana con il gruppo che continua a viaggiare compatto. Adesso leggermente avvantaggiata è Gaia Branchesi della Potenza 1945, ma plotone sempre vicinissimo, sempre a controllare l'azione delle atlete che provano ad avvantaggiarsi. E vi ricordo che stiamo seguendo le fasi finali dell'ultima gara di questa bella giornata di ciclismo femminile a Tarquinia, la prova riservata alla categoria donne allieve con il circuito di Lido di Tarquinia. Prova valida per la Challenger giornata rosa che chiude proprio questa bella giornata di ciclismo femminile. L'organizzazione a cura dell'ASD Costa Etrusca. Adesso prova ad allungare con un po' più di decisione, si tratta di Greta Castellucci del gruppo ciclistico Osimo Stazione, però ancora leggerissimo margine di vantaggio. Dietro stanno cercando di organizzare addirittura un treno adesso nel tentativo di tenere il plotone compatto, come è avvenuto in tutti e 34 i chilometri percorsi finora. Infatti siamo a 3 km e 500 metri dalla conclusione. Con le maglie abbiamo visto della Real 2 Factory Team, intanto siamo a 2 km dal termine, ancora la formazione emiliana in testa alla corsa a fare il ritmo. Ovviamente cercheranno di portare in volata probabilmente Giulia Nanni, che è tra queste ragazze la più veloce di questa formazione, e per il momento tengono altissima l'andatura. Vediamo anche le maglie della Butese nelle prime posizioni del gruppo e praticamente si sta preparando una grande volata a conclusione della prova della categoria allieve donne nel secondo trofeo camping Tuscia Tirrenica. Gruppo allungatissimo in questo frangente a testimonianza della grande velocità in corsa.
e noi tra non molto ci porteremo sul traguardo per assistere a questo ormai inevitabile sprint a conclusione della gara della categoria donne allieve. Ed eccoci sul traguardo, lanciata la volata e sono ancora le maglie della Re Artù Factory Team in testa. Il bellissimo sprint di Giulia Nanni che va a vincere davanti a Noemi Prisciandaro, terza è Angela Filippini, quarta Vittoria Zavalloni, quinta Giorgia Capobianchi che conquista il titolo di campionessa regionale laziale. Si conclude così la giornata di ciclismo femminile a Tarquinia e noi non ci resta che andare ad ascoltare le interviste del dopocorsa alle protagoniste e agli organizzatori. Sono Giulia Nanni e oggi è la seconda vittoria e ho fatto altri piazzamenti nelle 10 e sono della categoria allieve e ringrazio il mio allenatore, le mie compagne di squadra che mi sono sempre state accanto, e in questa gara oggi c'era molto vento e c'era un cavalcavia sterrato, però comunque siamo sempre stati lì davanti, abbiamo controllato la corsa e all'ultimo chilometro, all'ultimo giro, una mia compagna di squadra ha iniziato a tirarmi la volata e l'altra velocista è partita lunga ai 400 metri e mi ha lasciato ai 200 metri e sono arrivata all'arrivo. Sono l'amministratore nonché direttore di questa struttura turistico-ricettiva Camping Village Tuscia Tirrenica, che per la seconda edizione, anno 2013, dopo l'edizione 2011, ha ricevuto questa corsa rosa. Il piacere di avere qui a Tarquinia Lido, presso questo centro, tutta questa gente che viene da tutta Italia per una manifestazione sportiva così importante, soprattutto perché coinvolge moltissimi giovani, e quello che bisogna fare è proprio l'attenzione rivolta alla gioventù. Oggi vedere tutte queste ragazze che si sono impegnate dalla mattina al pomeriggio in questa corsa, in questa gara così agonistica, è stato veramente un piacere. Un piacere è stato anche per noi ricevere e dare la struttura perché sia svolta bene questa gara e questa competizione. Il campeggio ha messo a disposizione un po' tutte le strutture, dai bungalow, le case mobili, il ristorante che è stato oggi assaltato dalle miriadi di gioventù, gareggianti e tutti gli accompagnatori. Io sono lo sponsor principale di questa gara, anche perché il nome è proprio Premio Tuscia Tirrenica. Con l'occasione però voglio portare un saluto della mia cittadinanza e del mio sindaco Mauro Mazzola, in quanto ricopro la carica di vice sindaco. Queste manifestazioni a Tarquinia credo sia opportuno farne più soventemente, soprattutto per la gioventù. Il Comune di Tarquinia si adopererà perché questa gara diventi un appuntamento annuale e soprattutto cresca nel Lazio la voglia di bici, la voglia di partecipazione, e spero, e se io ci sarò anche il prossimo anno come vice sindaco, di ritrovarci qui nuovamente. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare, come ha anticipato l'amico Francesco, tutta la polizia locale, i carabinieri, il commissariato, la polizia stradale e tutti coloro che ci hanno aiutato per la realizzazione di questa splendida manifestazione in questa splendida cornice che è la nostra città Tarquinia. Insieme a Renzo Paretti abbiamo fatto sta giornata rosa a Tarquinia. Un ringraziamento al Comune, al vice sindaco Renato Bacciardi che ci ha ospitato qui al campeggio, e a tutte le forze dell'ordine, il volontariato che ci ha dato una mano per far sì che questa manifestazione sia riuscita nel migliore dei modi. Quest'anno si sta organizzando questa bellissima manifestazione
a livello femminile, perché a noi ci interessa particolarmente portare avanti questo tipo di ciclismo che sta venendo fuori alla grande. Io credo che per la Regione Lazio oggi è stata una grande novità, una grande festa, perché abbiamo avuto l'onore della presenza del Presidente regionale Pirone, che c'è stato modo di parlare appunto di questa categoria. Bellissima giornata, il tempo ci ha voluto bene, 3 manifestazioni, non è successo niente al caso, tanta gente, grandissima novità praticamente per la Regione Lazio, perché credo una manifestazione del genere qui a Tarquinia sia l'unica e la prima al femminile che si è organizzata. Io spero tantissimo attraverso l'amministrazione, come diceva prima il mio amico Tassoni, che è organizzatore in loco. Noi siamo una società che si viene di fuori, dove abbiamo appunto le ragazzine. Ci è stato dato l'opportunità con la challenge rosa di venire giù con un buon numero di ragazze, perché noi siamo legati come Toscana a questa manifestazione e abbiamo avuto l'opportunità di portarla. Io spero, come ho detto sempre lì a Pirone, e come dirò all'amministrazione diciamo, comunale qui di Tarquinia, di mettersi a sedere un momentino prima per stipulare diciamo, l'anno prossimo questi percorsi, e però spero anche che il Lazio nel femminile riesca a far parte dello challenge insieme alla Toscana, insieme all'Emilia Romagna, insieme alle Marche. Questo sarebbe il nostro sogno, in modo di che a quel punto lì, invece di intervenire noi come Toscana, il Lazio da se stesso riesce con il GS Tarquinia proprio di Tarquinia magari a organizzarsi la gara come oggi. When everybody's stealing by dawn of a new day.